Ciao a tutti, buondì, benvenuti nel canale Mondo Sardegna. Oggi continuano le interviste fotografiche e ospite Walter Usai, ceramista Ciao di ragazzi. Assemini. Allora Walter, iniziamo con le foto. Ok. Foto 1, raccontami com'è nato il tuo lavoro. Ho ereditato il lavoro da mio padre che lo faceva da circa 60 anni. Mio padre era un ceramista di quarta generazione, con me siamo alla quinta generazione e io ho continuato, diciamo, la sua professione perché comunque sia, sin da piccolo giochicchiavo nel laboratorio come facevamo tutti, col pallone, facendo un po' di casino. Poi alla fine, dopo gli studi delle scuole medie, superiori e via dicendo, ho deciso di intraprendere comunque questa professione perché era qualcosa che comunque mi attirava perché mi piaceva. Ok, quindi collegamento subito a foto 2. Vediamo la foto 2, Massimo, aspetta un attimino. La foto 2, praticamente sto realizzando un'anfora anulare e dietro c'è mio padre che osserva da buon Esatto. padre, sta sempre lì a controllare se sbagli o meno, però devo dire che in effetti non mi ha mai disturbato più di tanto perché mi ha lasciato fare sempre quello che volevo. Sì, poi certo, chiaramente quando perdi tempo allora ti raddrizzava un pochettino, ti diceva oh, devi fare altro, non perdere tempo, però devo ammettere che comunque mi ha sempre lasciato campo libero. Come tecniche di lavorazione della ceramica, perché lavorare la ceramica si può lavorare in tanti modi. Qual è quello diciamo, che ti piace di più? Ma probabilmente lavorare al tornio. Lavorare al tornio mi piace di più anche perché l'ho visto sempre da lui. Mio padre, non voglio vantarlo, ma probabilmente è stato uno dei migliori tornianti della Sardegna. E a me piace in effetti realizzare gli oggetti da un pane di argilla sul tornio. Poi in un secondo momento li decori e via dicendo. Però la parte più bella è lavorare al tornio. O se no, la parte più bella del lavoro è anche quando togli dal forno il pezzo e vedi il risultato finito. Quello è il massimo. Andiamo alla foto 3. Lì sto realizzando praticamente, sto iniziando a realizzare una brocca, la brocca, è la parte iniziale della realizzazione della brocca. Per realizzare una brocca, che vedremo anche nelle foto successive, solitamente quali sono diciamo, i passaggi? I passaggi per realizzare la brocca sono all'incirca 4-5. Con una persona esperta come mio padre o altri maestri di assegni, loro in tre botte riescono a fare una brocca. Noi giovincelli ci vogliono almeno 5-6 passaggi. Devi tirare sull'oggetto, poi stirare, diciamo, o far diventare l'oggetto sempre più fino e poi lo modifichi un pochettino con la spatolina. Rispetto alle produzioni di tuo padre, quali cambiamenti hai portato nella tua azienda, sia a livello di, diciamo, destinazione d'uso della ceramica e anche di design? Beh, rispetto alla lavorazione che faceva mio padre sino a 10-15 anni fa, 15 anni fa, ho cambiato praticamente proprio il mercato. Prima mio padre realizzava in effetti più oggetti di uso comune e quantità, non dico industriali, ma quasi tipo bicchieri, servizi da caffè, che venivano utilizzati più che altro da persone che rivestivano col sughero. Sai che sino ai primi anni, sino alla fine degli anni 2000, c'era questa moda del sughero, no? Venivano rivestiti con questi fogli di sughero. Quando poi sono subentrato io, come ti ho detto prima, a parte che mi ha lasciato un pochettino campo libero, allora ho cambiato produzione proprio e ho puntato più che altro nella realizzazione di oggetti d'arredo. Non a caso poi sono cominciati ad arrivare gli architetti, i design che portavano gli schizzi. Ma c'è anche da dire una cosa, che già mio padre lavorava con questi personaggi, tipo Ubaldo Badas o altri architetti sotto commissione, però la richiesta non era elevata come è elevata oggi. Ok, l'ultima domanda, anzi le ultime due. Ehm,
Una sulle collaborazioni con i designer. Sì. Le consigli agli artigiani? Chi Beh. e perché, e soprattutto perché eventualmente farle? Beh, consigliare le consiglio. C'è un filone di artigiani che non vogliono sinceramente collaborare con architetti o designer. Io faccio parte di quelli che piace collaborare con queste persone. Beh, oddio, se ti fossilizzi sempre nella realizzazione degli stessi oggetti, prima o poi, secondo me, andrai a morire. Non puoi vivere tutta la vita realizzando brocche o tutta la vita realizzando boccali. Devi anche realizzare qualcosa di nuovo. Molte volte magari noi artigiani, in particolare nel campo della ceramica, ma anche nel campo del legno o comunque altre manifatture, siamo grandi realizzatori di oggetti, ma magari non abbiamo questo senso Del dell'estetica. mercato? No, dell'estetica più che altro. Il Mm. mercato poi è un altro discorso ancora. E abbiamo bisogno molte volte di queste persone, capito? Anche perché poi secondo chi trovi, in effetti, è anche una persona molto, non dico intelligente, cioè, però molto pratica del campo e riesce a posizionare l'oggetto in posti dove un piccolo artigiano non può arrivare molte volte. È capitato spesso, mi capita tuttora di realizzare oggetti per designer che riescono a posizionare l'oggetto in posti dove non ci sarei mai arrivato. Non ci sarei mai arrivato, capito? Boutique, che so, di Parigi, New York, Londra, non ci arrivi da piccolo artigianetto che sono nella mia botteguccia di Assebri. L'ultima domanda, adesso diciamo, l'emergenza Covid che Mm. continuerà, diciamo, ha sparigliato le carte per tutti, però anche per, diciamo, il mondo dell'artigianato in Sardegna. Non sarà semplice perché è un mondo che vive di turismo. Sì. eh, Sì. In effetti è dura, si prospettano periodi molto, molto bui. Lì sta in noi artigiani, ma bisognerebbe avere anche degli aiuti concreti da parte delle nostre amministrazioni, perché se ci distrugge l'artigianato, cioè l'artigianato, il turismo, noi siamo legati al turismo. Non è che ce lo distruggano, però probabilmente si prospetta che molti turisti non verranno in Sardegna e allora dovremmo arrangiarci in qualche modo, in modo diverso. È una domanda un pochettino complessa. sì, sì, no, no, anche perché immagino che cioè, molti artigiani, anche tu, vendi attraverso i negozi prevalentemente. Sì, vendi attraverso i negozi, lavori con ristoranti, hotel, e invece praticamente quest'anno molti ordini sono già stati annullati perché giustamente anche loro non arriveranno questi turisti, questa massa di turismo che veniva ogni anno. Ci lamentavamo sino a qualche anno fa che non andava bene, però in effetti devo dire che preferivo un anno fa il lamentio di un anno fa che non il lamentio di oggi. Ok, va bene. Io ti ringrazio della chiacchierata. Grazie a voi, grazie. Bravo, dammi del voi. Che... Ok, arrivederci signor Massimiliano. No, Massimo. Massimo, Da dire Massimo, che ci si chiama arriva Massimiliano. Massimiliano. Ecco perché non rispondo. Va bene, ok. Ok, Ciao, perfetto. Ti ringrazio. A ciao, presto. arrivederci, Ciao ciao a Walter. tutti. Ciao.